Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora queste sono le ore, sono i giorni della sofferenza della comunità dei fedeli e della riflessione del mondo tutto attorno alla figura di Papa Francesco. Voi sapete, i funerali sono previsti tra venerdì e domenica e poi scatterà quel grande rito che non è solo un grande rito teologico, ma è ovviamente anche un grande rito politico millenario del conclave, da cui scaturirà il nome del successore di Bergoglio. Ovviamente la geografia vaticana è già all'opera e anche noi vedremo di darvi conto nei prossimi giorni dei movimenti che avvengono attorno al conclave. Quello invece che pensiamo, quello che ci ha lasciato la figura di Papa Francesco, lo abbiamo detto subito ieri appena diffusa la notizia, con un editoriale a firma di Antonino Danna, che vi consiglio anche stamattina di andarvi a leggere sul sito radiolibertà.net, perché è qualcosa di eccentrico rispetto, nel senso letterale, cioè fuori dal fuoco del coccodrillo collettivo e prestampato che leggete anche oggi sui giornaloni. È un editoriale intinto nel rispetto, ovviamente, per la figura, ma non nell'ipocrisia da parte di chi, come nel nostro piccolo noi, più volte abbiamo avuto delle perplessità culturali, diciamo, attorno al magistero di Francesco. Io oggi vorrei condividere con voi un momento in cui un momento, diciamo, che mi scatenò questa perplessità e che indica, secondo me, sempre nel nostro piccolo, anche perché la Chiesa deve andare oltre la figura sicuramente importante storicamente di Papa Francesco. Negarne l'importanza e anche la grandezza sarebbe ovviamente stupido. Il punto è che spesso, a giudizio di chi vi parla, la sua importanza ha consistito nel fatto che per la prima volta, diciamo quantomeno in tempi recenti, il magistero di Francesco si sia dedicato soprattutto a mondanizzare la Chiesa, a farla stare nel mondo con l'azione e l'esempio più che con la riflessione teologica da coerente e preparato gesuita, ovviamente. E questo a volte ha voluto dire anche adesione alle mode ideologiche del tempo, all'alfabeto corrente del tempo, ai luoghi comuni del tempo. E questa cosa è emersa, a mio giudizio, in modo evidente all'indomani degli attentati a Charlie Hebdo. Sapete, il giornale satirico francese anarcoide e che fa dell'irrisione verso tutto e verso tutti la sua cifra. Nel 2015 un commando islamista, che poi si rivelò essere una appartenente, diciamo, ad Al-Qaeda, entrò nella redazione di Charlie Hebdo e sparò all'impazzata a tutto ciò e soprattutto a tutti coloro che si trovavano davanti, facendo una strage. All'indomani di quella strage Papa Francesco era in viaggio. Sull'aereo papale, parlò anche di quello stimolato dai cronisti, disse, sapete che Charlie Hebdo, tra le altre cose, aveva fatto delle copertine molto violente dal punto di vista satirico contro il profeta, contro Maometto, contro l'Islam, come ha fatto contro il cristianesimo, come ha fatto contro il Vaticano, come ha fatto anche contro, diciamo, ideologie mondane e profane, perché quella, piaccia o meno, era ed è la cifra stilistica di quel giornale. Papa Francesco disse che la libertà d'espressione e la libertà di religione sono due diritti fondamentali, condannò ovviamente non solo l'attentato, come era ovvio da parte sua, ovviamente potente, ma condannò proprio l'idea stessa di uccidere in nome di Dio. Disse: i kamikaze danno la loro vita ma la danno male, quindi ovviamente non fu reticente su questo. Poi però disse anche: se il dottor Gasbarri, mi pare che era l'organizzatore dei viaggi papali, insulta la mia mamma, si aspetta un pugno. Non si può insultare la religione e la fede degli altri.
quella frase che non a caso fece scalpore, che va contestualizzata con le altre che vi ho citato, però non poteva non dare l'idea di un pericoloso relativismo, per usare un'espressione cara al suo predecessore Benedetto XVI, nel senso proprio che sembrava relativizzare l'accaduto, pur condannandolo ovviamente, sembrava vedere nella strage l'effetto perverso e maligno però di una stortura, di qualcosa che avevano sbagliato i giornalisti di Charlie Hebdo, offendendo la fede altrui. E mi sembrò che in quel momento mancasse in questa ricognizione di Papa Francesco il grande valore occidentale e anche cristiano della libertà, cioè che si perdesse di vista il presidio della libertà, che è tale a maggior ragione quando è sgradevole, no? Quando è libertà del punto di vista spiazzante e urticante, non del punto di vista corrente. E quel pugno mentalmente lo misi subito in relazione con un discorso, invece, il discorso appunto del suo predecessore, Benedetto XVI, il grande discorso di Ratisbona, l'ultimo momento, forse l'ultimo colpo di reni vero della civiltà occidentale per bocca di un suo interprete straordinario, di un filosofo come era Ratzinger. E in quel discorso Ratzinger proprio rivendicava la splendida anomalia occidentale che lui identificava nella profonda concordanza tra ciò che è greco nel senso migliore e ciò che è fondamento e ciò che è fede in Dio sul fondamento della Bibbia. C'è la profonda concordanza tra il logos greco e la rivelazione e la fede cristiana, che non solo non è opposta alla ragione, ma si integra con la ragione, esalta la ragione, e che appunto è un'anomalia che si chiama civiltà occidentale. Ecco, tra il pugno di Bergoglio e il discorso di Ratisbona di Ratzinger passava, a mio giudizio, un mondo, no? Cioè c'era la comprensione da un lato di cos'è storicamente, filosoficamente, simbolicamente l'Occidente, e invece una sensazione finale di relativismo delle ragioni che lascia un po' con l'amaro in bocca. Perché rivendico questo episodio? Mi ricordo questo episodio per dire che a nostro giudizio la Chiesa, come probabilmente dovette superare la figura di Ratzinger, che era un papa troppo intellettuale, troppo filosofo appunto, deve anche superare con rispetto la figura di Bergoglio, deve andare oltre questa stagione molto mondana, molto gesuitica, molto relativista, nel senso che molto convinta che la Chiesa debba appunto aderire alle parole d'ordine del tempo e non spiazzarlo, non mettersi contro di esso quando è il caso. E come dire, e probabilmente trovare una figura di equilibrio, no? Un riequilibratore, non un restauratore, anche perché non c'è nulla da restaurare, no? La Chiesa è tale da millenni, ma un riequilibratore del discorso della Chiesa, che magari non può più essere il discorso di Ratisbona, ma che a nostro giudizio deve andare anche oltre quell'infelice pugno ricordato in quell'occasione da Papa Francesco. Grazie a tutti, a presto. Tra un manifesto